Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale Video Flash, quello di oggi, ma ci tenevo a darvi questa clamorosa conferma di questo acquisto, un regalo di De Laurentiis a tutto il popolo napoletano. Prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale e di attivare la campanella delle notifiche. Allora signori, prosegue la gioia di tutto il popolo napoletano per la vittoria di questo meritatissimo e insperato scudetto. Antonio Conte e De Laurentiis si parleranno nelle prossime ore per capire il da farsi. Come vi ho già detto, qualora Antonio Conte volesse lasciare il Napoli, ecco che Massimiliano Allegri sarebbe addirittura di arrivo. Già i contatti con De Laurentiis sono già andati avanti, siamo ai dettagli. Di Allegri avrebbe a disposizione un budget importantissimo per fare il mercato e attenzione, potrebbe già avere in rosa proprio lui, Kevin De Bruyne. Ufficiale signori, mancano gli ultimi dettagli, è tutto ormai stabilito. Kevin De Bruyne ha accettato la proposta del Napoli, la moglie di Kevin De Bruyne non vede l'ora di venire a vivere a Napoli, pronto per il belga, un contratto di 2 anni con opzione per il terzo anno per un ingaggio tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Scuola americana per i figli, insomma la famiglia è stata sistemata, tra virgolette. Il giocatore non vede l'ora di vestire azzurro, sarà lui il primo regalo di Aurelio De Laurentiis in vista della prossima stagione. Attenzione anche a Jonathan David, perché il Napoli in questo momento, come anche riportato Fredo Pedulà, gli ha presentato l'offerta economica più alta, ok? Ha superato l'Inter e la Juventus. E quindi attenzione, perché anche dal punto di vista tecnico sono state date delle garanzie importanti all'attaccante canadese. Vedremo se riusciremo a chiudere anche questo colpo da 90. Di sicuro il Napoli, come vi abbiamo già detto, sarà il protagonista della prossima campagna di calciomercato estiva. Grazie per essere stati con noi.